Inizia da Pianezza la donata diffusa degli Alpini del 2017. Inizia al Tempio Internazionale del Donatore con la prima alzabandiera, lo sfilamento e la celebrazione per le penne nere che, nello spirito di servizio alla comunità, donano il loro sangue. Adunata organizzata dalla sezione di Valdobbiadene che con Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso stanno predisponendo tutto il cronoprogramma di eventi fino al maggio del prossimo anno. Ci sarà l'ammassamento all'inizio della funivia, ex funivia, poi si farà una sfilata e si arriva sul piazzale della chiesa del Tempio Donatore di Sangue, ci sarà l'alzabandiera, deposizione di una corona all'oro, poi c'è la messa col coro Cesen, Anna Cesen, e dopo ci saranno interventi delle autorità. Prevista la presenza del presidente nazionale, oltre ai sindaci e ai gonfaloni dei 4 comuni della donata diffusa. La scelta non casuale del tempio è in ricordo della Grande Guerra. Il sangue, là c'era una postazione di artiglieria austro-ungarica e lì si è deciso di fare il tempio donatore di sangue sopra questa trincea. Questa è la prima iniziativa che è aspettando la donata, che è organizzata dalle 4 sezioni e dal COA. E poi c'è un'altra il 16 ottobre, è una staffetta che si parte da Santo Stefano, si passa sui luoghi della memoria e si arriva giù all'Isola dei Morti. Noi siamo orgogliosi di avere la donata qui a Treviso, innanzitutto che organizziamo con tutte e 4 le sezioni insieme e stiamo già andando avanti benissimo, siamo già preparati al massimo e siamo veramente orgogliosi. Vediamo l'ora che arrivi maggio per questo grande evento. Ci sarà una festa su tutte e 4 le sezioni e la provincia di Treviso.